Sono davvero tantissime le iniziative che ruotano attorno alla festa dea Poenta di Castelminio. Amici, siamo in provincia di Treviso, siamo in una frazione di Resana. Siamo qui perché è tutto pronto per il Palio dea Poenta, che è forse la manifestazione, diciamo, clou all'interno di questa festa. Guido, ma che cos'è il Palio dea Poenta? Il Palio della Poenta è nient'altro che una rievocazione dei lavori che facevano i nostri nonni una volta in agricoltura. Adesso è il periodo della raccolta del mais. Qui in questa zona il mais era la cultura predominante e serviva soprattutto a cibarsi, perché si sa che qui nel Veneto si mangiava tanta polenta e proprio per questo ci chiamavano i polentoni. Ecco. Noi vogliamo rievocare nient'altro che il nostro passato, far rivivere ai nostri vecchi e soprattutto far vedere anche ai nostri ragazzi cosa significa o cosa significava una volta lavorare in campagna. Ecco. Le quattro contrade quindi si sfideranno? Sì, si sfideranno appunto nel togliere il cartoccio dalla pannocchia, nella sgranatura a mano. Questa è una cosa difficilissima da fare e oltretutto anche molto dolorosa, perché si lavora a mani nudi. E poi ci sarà la sgranatura che verrà fatta delle pannocchie con macchine meccaniche, ma diciamo datate. Se noi possiamo vedere questa qui, oppure inquadriamo questa, che macchine proprio del XIX-XX secolo, quindi macchine dove le usavano i nostri bisnonni. Qui stiamo parlando di macchine che venivano usate dai nostri bisnonni. Poi si procederà sempre alla granatura con macchine ovviamente un po' più recenti e per finire ci sarà la cottura della polenta. E qui preciso una cosa: le donne anziane e anche gli uomini anziani hanno sempre dato filo da torcere sia nella cottura della polenta sia nella sgranatura del mais. Abbiamo visto ragazzi... Oggi ne facciamo la polenta istantanea, Guido. Esatto. Abbiamo visto ragazzi palestrati che dopo 5 minuti hanno dovuto cedere le armi a, io dico, ragazzi di 80 anni. Guido, ultima cosa, un bellissimo gemellaggio con la città di Feltre. Sì, ecco, oggi è una giornata importante anche sotto questo aspetto qui, perché i santi Vittore e Corona sono i patroni di Castelminio. Oggi 18 settembre capita di domenica ed è la terza domenica di settembre, la domenica dove noi facciamo il palio, e quindi abbiamo approfittato di questo perché ci sono gli sbandieratori di Feltre, il corteo, perché appunto abbiamo fatto questo piccolo gemellaggio con Feltre, perché i nostri patroni riposano nel santuario di Feltre. Ringraziamo Guido Fabian e diamo il benvenuto al sindaco di Feltre, Paolo Perenzin. Sindaco, allora abbiamo capito che qui oggi c'è un valore in più di questa manifestazione, questa sorta di gemellaggio con Feltre. Sì, c'è questo legame che ci lega, che è quello degli stessi santi protettori, che sono i santi Vittore e Corona. Da noi c'è una basilica che è la Basilica dei Santi Martiri, e è il luogo dove i feltrini si ritrovano. In più c'è anche un gemellaggio che riguarda il palio, perché anche noi abbiamo un palio a Feltre che si tiene sempre il primo fine settimana di agosto. Oggi qui ci sono gli sbandieratori Città di Feltre, che sono il gruppo storico degli sbandieratori, dei tamburini e delle chiarine, che rappresentano il palio in giro per il Veneto, per l'Italia e anche per l'Europa. Abbiamo visto, ho notato, che ci sono tantissimi giovani all'interno degli sbandieratori. Sì, negli sbandieratori e anche nei quartieri. Infatti questa cosa è una cosa che ci riempie di soddisfazione, perché il palio è giovane, c'è un grande ricambio ogni anno e la manifestazione sta molto bene, è una cosa che prende tutti. Quindi è bello anche, no, tramandare alle nuove generazioni e tanti anche ragazzini che sono qui, quelle che sono le nostre tradizioni, Sindaco. Assolutamente sì, e l'unico modo per farlo è che ci siano momenti come questo, in maniera tale che l'anziano può stare col piccolino e anche in un momento di festa trasmettere quello che lui ha vissuto e che può ancora vivere. Grazie a Paolo Perenzin, sindaco di Feltre, grazie. E qui a Castelminio incontriamo con piacere anche Franco Conte, che è senatore, che so insomma essere interessato a non perdere mai questa iniziativa. Si parla di polenta, uno degli alimenti tradizionalmente inserito all'interno della dieta dei veneti.
Sì, beh, certamente. Beh, innanzitutto dico che io sono di Resana e quindi particolarmente sono felice di essere qua oggi. Sì, effettivamente la polenta era una vecchia tradizionale coltivazione del nostro territorio. Era anche l'alimentazione dei poveri, perché andare indietro nel tempo vuol dire ricordare anche i momenti difficili di quest'area della Castellana, ma si può dire complessivamente in tutto il Veneto. Quindi è bello che ci siano anche le rievocazioni storiche che ci richiamano a queste tradizioni, perché credo che sia importante ricordarci come eravamo. Forse se ci ricordiamo come eravamo sappiamo anche meglio apprezzare quello che abbiamo oggi. Senatore, qui non si fa solo spettacolo, non si fa solo intrattenimento, ma si fa anche cultura. Beh, certamente si fa cultura, perché appunto sono dei messaggi che è importante dare soprattutto ai giovani. Messaggi importanti perché consentono appunto di ricordare queste tradizioni del nostro territorio, consentono anche di apprezzare questo prodotto della terra. Io ricordo che negli ultimi anni ci sono tantissime manifestazioni che sono legate proprio ai prodotti agricoli del nostro territorio. La provincia di Treviso, ma tutto il Veneto in generale, hanno investito molto sulla promozione, perché anche questa è una forma per fare economia. Io ringrazio il senatore Franco Conte qui da Castelminio, dal Palio de Apoente è tutto, ridiamo la linea allo studio.